Ufficiale da parte del generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliolo. L'appuntamento annuale in questo luogo pieno di sacralità, che tanto ha sofferto nella tragedia della Grande Guerra, ci permette non soltanto di mantenere viva la memoria di un evento così saliente per l'Italia, ma soprattutto di commemorare eroi nazionali che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Con riferimento ai fatti di guerra, in questi luoghi che hanno visto fronteggiarsi soldati italiani, austro-ungarici, slavi, tedeschi, francesi e inglesi, la Quarta Armata, comandata dal generale Giardino, riuscì a bloccare il nemico che avanzava, benché in svariate occasioni gli esiti della battaglia sembravano ormai presagire l'inevitabile sconfitta per l'Italia. Più in particolare, nella battaglia del Solstizio del 15 giugno 1918, l'offensiva nemica fu brillantemente arrestata dai nostri soldati, creando il preludio per i successi militari seguenti, fino al fausto epilogo di Vittorio Veneto. Questa ricorrenza ci permette di riflettere sulla vittoria di un popolo che, unito in uno sforzo corale di militari e civili, uomini e donne, settentrionali e meridionali, scrisse un capitolo epico della storia delle forze armate e più in generale della nostra amata nazione. L'eredità lasciata da chi ha sacrificato la propria vita in questi luoghi deve essere ravvivata e tramandata con fierezza, specialmente alle nuove generazioni, affinché i valori più profondi di appartenenza alla nazione, senso del dovere e della responsabilità, più volte richiamato da chi mi ha preceduto quale oratore, nei confronti della collettività continuino a contraddistinguere l'agire quotidiano di tutti noi. Valori condivisi che quest'anno, sulla scia del ricordo di tutti gli italiani che hanno perso la vita in guerra, civili e militari, vogliamo confermare nelle celebrazioni del centenario della traslazione della salma del Miriti Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, attraverso una serie di attività che saranno svolte dal prossimo autunno fino ad arrivare al prossimo 4 novembre, giorno della ricorrenza. La memoria delle gesta di chi ci ha preceduto è il fondamento per costruire il futuro, consapevoli che solo uniti possiamo superare l'emergenza sanitaria, economica e sociale ancora in corso. Consentitemi a tal proposito di ricordare in questa occasione, insieme ai caduti della Grande Guerra, le vittime della pandemia che ha colpito così duramente il nostro Paese, causando la scomparsa di 128.000 persone, oltre che traumi e sofferenze per l'intera comunità. Insieme a loro voglio ricordare i sacrifici di chi ha lottato e sta lottando in prima linea contro il Covid-19 nelle corsie degli ospedali e nei reparti di terapia intensiva per salvare la vita a migliaia di nostri concittadini. Per questo ringraziamo i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e i volontari che si sono battuti e si stanno battendo con coraggio e abnegazione in quella che è una vera battaglia contro un virus temibile che oggi stiamo vincendo grazie ad una campagna vaccinale senza precedenti. Iniziamo questo mese con un risultato importante. Ieri il 60% di tutte le persone da vaccinare hanno completato il ciclo di vaccinazione e sono protette dagli effetti nefasti del virus e delle sue varianti. Lo sforzo che stiamo compiendo è uno sforzo corale che vede operare insieme le regioni, le province autonome, gli enti pubblici e privati, la protezione civile, la difesa, il mondo generoso del volontariato, quale la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri e tutto il mondo dell'associazionismo. Quello che ho visto e continuo a vedere è una bellissima Italia che crede nei valori di solidarietà che quotidianamente si fa onore e che ritengo sia giusto onorare in una circostanza come quella di oggi. Gli stessi valori in cui, più di 100 anni fa, credettero i nostri eroi del Grappa e tutti coloro i quali combatterono sotto le proprie bandiere. A un secolo dalla fine della Grande Guerra, il Grappa porta ancora i segni di quella tragedia e il ricordo degli eroi, dei reparti, e le loro gesta restano incancellabili. Facciamo in modo che quanto accaduto non resti
la memoria di un solo giorno, ma divenga respiro quotidiano della nostra società. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la loro vita. Lo dobbiamo alla memoria che costruisce la coscienza collettiva di un paese, di una comunità nazionale ed europea. Onori a tutti i caduti. Grazie.